Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Ciao, sono Fabio e sono il titolare della Credisar. Oggi vi presento la nostra squadra. Ciao, sono Antonella e mi occupo del caricamento e della gestione delle pratiche. Ciao, sono Marzia e mi occupo dell'accoglienza clienti e del back office. Ciao, sono Franco, mi occupo di consulenza finanziaria alle imprese e ai loro dipendenti. Credisar è un team di esperti in consulenza e di professionisti nella gestione delle pratiche per la cessione del quinto, prestiti personali, anticipo del TFS, mutui casa e finanziamenti dedicati alle piccole e medie imprese. Siamo una realtà giovane, nata nel 2022, ma con una lunga esperienza pregressa nel settore. Ci piace descrivere Credisar come persone al servizio delle persone. Infatti per noi non sarai mai un numero di pratica, ma un amico da guidare passo dopo passo verso il miglior progetto pensato su misura per le tue esigenze. Il nostro slogan è persone, non pratiche. Benvenuti in CMA, qui trasformiamo le vostre idee in soluzioni di comunicazione e marketing. Nel nostro showroom trovate gadget, abbigliamento personalizzato e soluzioni tecnologiche per ogni azienda. Mi occupo di grafica e supporto tecnico, ogni particolare conta. Gestiamo la vostra presenza sui social. Realizziamo siti web e soluzioni digitali per far crescere il vostro business. Formazione continua e momenti di condivisione tra gli imprenditori. Qui nascono le migliori idee e nuove collaborazioni. Viviamo insieme nelle nostre aree relax, spazi dinamici con palestra, biliardo e ping pong. La vostra crescita è il nostro progetto. All'esordio in campionato del Cagliari di Fabio Pisacane, ma anche a quello della Torres di Alfonso Greco, anche se poi in realtà tecnicamente la prossima settimana, perché la Torres gioca lunedì 24 a Livorno per l'esordio in Serie muti. C. Ci dicono che siamo muti. Perché non l'hai attaccato il microfono. Adesso dovremmo sentirci. È già attaccato. No. Ci sentite? Era staccato il microfono. Vediamo. Avvisateci. Ci sentite? Esatto. Okay. Perché se Luca Di Leonardo non stacca, non riattacca il microfono, purtroppo c'è poco da fare. Ricominciamo, caro Luca. Ben trovati, terza puntata di Buongiorno 131, ultima puntata della prima settimana di questa nuova seconda stagione del programma del mattino. Non sono da solo, al mio fianco Luca Di Leonardo, settimana che poi... Cosa mi tocca fare, veramente, la pazienza che ci vuole con questi anziani. Dicevamo, settimana che porta all'esordio in campionato del Cagliari di Fabio Pisacane, impegnato sabato 22 agosto alle 20:45 al Tardini di Parma, e in qualche modo porta anche all'esordio della Torres di Alfonso Greco, sempre in campionato nel girone B di Serie C.
anche se poi tecnicamente è la settimana prossima, perché gioca lunedì 24 la squadra di Sassari in trasferta appunto contro il Livorno. E dicevamo una giornata che si apre, insomma, con alle nostre spalle, state vedendo anche le immagini della conferenza stampa di ieri e della direzione generale dell'azienda universitaria, ospedale universitaria di Sassari, in cui appunto si è definita e sono stati resi noti un po' i dettagli sulla situazione legata alla Yael Trepì, no? All'incidente in piscina di Yael Trepì che fortunatamente è fuori pericolo. È stato raccontato ieri sera, appunto, stiamo vedendo in questo momento il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, che era insieme al direttore generale della U Sassari Serafinangelo Ponti e alla dottoressa Stefania Milia, direttrice del reparto di terapia intensiva e emergenza urgenza della Santissima Annunziata di Sassari, dove il giocatore è ancora ricoverato, ricordiamolo, ma abbiamo visto anche ieri poi le foto che ha diffuso anche il Cagliari Calcio, un giocatore che sta lentamente, anzi forse anche velocemente, in realtà, direi di sì, riprendendo un po' con tutte quelle che sono le attività principali, mangia, beve, insomma tutto da solo, scherza appunto, si gode l'abbraccio dei parenti. È stata raccontata un po' la dinamica di ieri, cioè ieri è stata raccontata la dinamica del pomeriggio di domenica, in cui Trepì, ha detto Giulini, di fatto si è addormentato al sole, addirittura col telefonino appoggiato sul petto. E, insomma, una situazione che poi evidentemente insolazione, tutto è scivolato in piscina nell'acqua alta, l'hanno trovato pancia in giù, ha detto Giulini, quindi insomma, esatto, una situazione non semplice, però la cosa importante è stato il fatto di essere stato soccorso quanto prima. L'elicottero è arrivato in 5 minuti lì a Baia Sardina, perché partiva da Olbia, quindi insomma anche la fortuna di una vicinanza e prossimità dal punto di vista proprio geografico. È stato intubato sul posto, poi da lì trasportato a Sassari e insomma poi sappiamo bene come è andato il resto. Siamo contenti, chiaramente, molto contenti di poter raccontare anche questo lieto fine, ecco, come ha detto anche lo stesso Ponti ieri pomeriggio. Chiaramente adesso bisognerà capire intanto quanto tempo ancora Yael starà in ospedale. La dottoressa Milia ha detto chiaramente adesso bisogna costruire un percorso per farlo uscire per gradi dalla terapia intensiva e poi fargli fare l'ultima parte di decorso ospedaliero in un altro reparto per poi essere rimandato a casa. Sulle tempistiche ha detto la stessa Milia, dipenderà poi dai medici dello sport, medici del Cagliari. Sono esami più specifici. Esatto, quelle che poi saranno anche le tempistiche esatte, però insomma, la cosa più importante è che la ripresa è stata praticamente immediata e tutto questo lascia ben sperare poi anche per un pronto ritorno in campo di Trepì. Nei giorni scorsi, vi ricorderete, chiaramente noi abbiamo sempre detto la priorità è il ragazzo, la priorità è che ritorni a una vita normale al di là di quello che è lo sport. Ora che sembra, tutto sommato, che questa situazione sia, cioè i pericoli principali e peggiori soprattutto sono stati scongiurati, ora ci si può anche legittimamente iniziare a pensare a quello che sarà il futuro in campo e anche cercare di capire se e quando potrà tornare a piena disposizione di Fabio Pisacane. Abbiamo detto ieri Pisacane, Muzia, Cardi, insomma, sono saliti da Cagliari insieme a Giulini per salutare Trepì e quindi insomma resta ancora, io penso, un'altra settimana almeno, credo che ci vorrà per chiudere un po' tutta questa vicenda e poter rivedere Yael Trepì a casa sua e non più su un letto di ospedale, però il peggio è passato e direi che questa è la cosa
la cosa principale che ci interessa, perché effettivamente la paura è stata tanta. Direi tantissima, e quindi la conferenza stampa di ieri ha sicuramente dato ottime notizie, non buone notizie, quindi il recupero completo di 3P almeno dal punto di vista fisico, poi si vedrà insomma dal punto di vista sportivo, ci saranno chiaramente degli esami più approfonditi, però ora l'importante era recuperare assolutamente il ragazzo, ecco, da questo punto di vista, anche visto quello che è successo, che ha rischiato tantissimo, e per fortuna, diciamo, anche la prontezza della chiamata dei soccorsi, l'arrivo dei soccorsi, insomma, sono riusciti a recuperare una situazione che era apparsa da subito abbastanza grave, per non dire gravissima. Quindi possiamo ben anche felice dirlo, ora. che era gravissima, poi però le evoluzioni sono state sicuramente positive. Le prime voci non erano positivissime. Ma vedo, sì, ti tocco per quello perché ti devo fermare, perché sennò poi tu continui a parlare all'infinito, perché abbiamo il primo ospite di oggi, un gradito ritorno, ovvero Marcello Angheledo, allenatore del Monastir. Buongiorno Marcello, come stiamo? Buongiorno, abbastanza bene, dai, abbastanza bene. Monastir che per il secondo anno parteciperà al girone G di serie D. L'anno scorso, caro Marcio, insomma, siete stati davvero la sorpresa, la principale sorpresa del girone delle Sarde. Quest'anno vi riaffacciate in qualche modo al campionato con nuove ambizioni, una nuova società. C'è stato, l'abbiamo anche raccontato negli scorsi mesi, questo cambio a livello di compagine societaria. È cambiato qualcosina anche in campo, ma prima di entrare proprio nello specifico ti chiedo che estate è stata anche per te. È stata particolare, un'estate che ci ha visti un pochino coinvolti nella sbornia legata alla vecchia stagione, perché comunque sia abbiamo fatto una cosa che probabilmente non era preventivabile a inizio campionato, e poi di seguito abbiamo dovuto resettare e iniziare a riorganizzarci per partire nel migliore dei modi. Di pari passo è andata avanti la questione legata alla nuova acquisizione societaria, che ci ha visti anche coinvolti direttamente, perché comunque sia l'obiettivo principale anche della nuova proprietà era partire da delle riconferme e dare continuità al lavoro svolto la scorsa stagione, e quindi diciamo che è stata un'estate che ci ha coinvolto attivamente ogni giorno tra campo e uffici, ecco. Sì, assolutamente, stiamo vedendo anche alle nostre spalle, no? Il post della tua riconferma, no? Il meglio possibile in questo caso è confermarsi nella categoria, perché questa categoria ci impone di non fare voli pindarici e pensare a cose strane. Parole sagge, ma d'altronde, classe 84, noi siamo tutti saggi cioè proprio per conformazione naturale, c'è poco da fare. Scherzi a parte, Marce, no, parliamo dal punto di vista tecnico, che poi è quello che ti riguarda anche di più. È stato un precampionato con alcune amichevoli anche prestigiose e interessanti. C'è stato qualche movimento importante sul mercato. Faccio due nomi così, insomma, Lorenzo Loro e Marco Piredda, che chiaramente non sono nomi banali per quanto riguarda il calcio di Serie D della Sardegna, e non soltanto. Subito così tranchant, cosa ti aspetti da loro? Diciamo che sono due percorsi diversi, se vediamo il recente passato dei due ragazzi, perché Marco ha avuto una stagione un pochino difficile a causa di diversi problemini fisici. Il nostro obiettivo è sfruttare la sua voglia di rimettersi in gioco e di tornare ai livelli sui quali l'abbiamo sempre conosciuto, e quindi proviamo, sfruttando questo aspetto, a ridargli quello che merita, il palcoscenico che merita, e soprattutto che speriamo che esprima il suo valore assoluto. Ma è un ragazzo sincero, un ragazzo che comunque sia si è approcciato nel modo giusto all'interno del nuovo gruppo, e sono sicuro che farà bene.
Lorenzo invece è un ragazzo che secondo me ha bisogno di una consacrazione, perché comunque sia la categoria l'ha già fatta e bene, e il nostro obiettivo oggi è cucirgli attorno un contesto che lo renda protagonista, che lo renda leader di campo e che appunto lo consacri in questa categoria per poi vederlo in altre categorie, visto che il suo potenziale è tanto, l'età è giovane e secondo me può ancora ambire a fare il calciatore a certi livelli. Sono d'accordo, uno dei talenti più fulgidi del calcio stato, l'anno scorso molto bene a Sassari con la maglia del Latte Dolce, ma non sono tanti, cioè, o meglio, sono tanti gli ingressi in campo, ma penso anche allo staff, no? Perché comunque riuscire a riconfermare tutto lo zoccolo duro di quella che è stata la tua squadra, il tuo gruppo di lavoro di questi anni non era certamente facile, perché chiaramente quando si fa bene poi arrivano gli occhi anche, no, di altre realtà, ma tu hai aggiunto, hai portato dentro un altro ex calciatore. Fa sorridere chiamare Marco Magnis ex calciatore, perché ha sempre giocato nonostante insomma, la grande esperienza, però insomma ha deciso di smettere di vestire i guanti da portiere per preparare i portieri, quindi vorrei fare un passaggio anche sulla tua squadra di collaboratori, perché insomma è una squadra di alto livello per la Serie D e non so. Sì, da quando ho iniziato ho creduto tanto nel trovare l'incastro giusto nella composizione dello staff, perché comunque sia noi abbiamo un mini spogliatoio, un mini gruppo che si crea, mini rispetto a quello dei calciatori che è più numeroso, e anche noi abbiamo bisogno di condivisione, di confronto, e quindi niente, quest'anno per problemi lavorativi non sta più con noi Francesco Azzei, preparatore dei portieri, che ci ha dato tanto negli ultimi 3 anni. Per rimpiazzarlo abbiamo pensato a Marco, che ha l'entusiasmo di chi ha appena finito sul campo e quindi oggi in un nuovo ruolo, in una nuova veste, può essere una grande spalla e un grande aiuto per i ragazzi giovani, per i nostri portieri. Abbiamo aggiunto anche un altro preparatore che farà collaboratore diretto con Simone Farci, che si chiama Matteo Mirai, un ragazzo giovane, pieno di entusiasmo, un ragazzo che si applica e studia tanto e che mette appunto a disposizione, oltre alle competenze, anche tanto entusiasmo e la voglia di voler portare questo lavoro a certi livelli. Insieme a loro il mio vice Fabio Vignati, che comunque è una riconferma, è il 3° anno che facciamo insieme. Penso non abbia bisogno di presentazioni, perché comunque io credo che possa essere tranquillamente l'allenatore di qualsiasi squadra di Serie D in questo momento a mani basse, perché comunque ha competenze e capacità. E non ultimo, ma non ultimo per importanza, Alberto Serra, fisioterapista. Noi il fisioterapista diciamo che lo facciamo vivere a contatto diretto e fa parte dello staff. È una scelta che abbiamo voluto, perché comunque sia la gestione dell'infermeria deve essere comunque sempre legata alla gestione dei carichi, dei lavori in campo. Anche lui è un ragazzo giovane, classe 2000, purtroppo a causa di un infortunio ha smesso molto giovane di giocare a calcio, però diciamo che si è riciclato bene in questo ruolo, che lo vede parte attiva ed è una parte fondamentale, perché il collante tra giocatori dell'infermeria, diciamo che c'è anche una parte psicologica nel lettino dell'infermeria che è molto importante. Avere un ragazzo così giovane comunque fa sentire i ragazzi a loro agio, hanno uno scambio più diretto nella comunicazione, questo ci aiuta tanto. Restiamo sulla squadra, perché chiaramente insomma i trascinatori li avete chiamati nel post Instagram, che sono di fatti capitani, no? Cioè Alessandro Masia, Simone Pinna e Alessandro Aloia, trascinatori, esempi, non so neanche poi come definirli dopo la scorsa stagione.
vi abbiamo premiato, come tu ben sai, agli Oscar di 131 lo scorso giugno, quindi insomma anche il riconoscimento di quella che è stata l'ultima stagione. Sarebbe banale dire cosa ti aspetti da loro quest'anno, perché chiaramente la scorsa annata è stata davvero trionfale. Confermarsi in Serie D è sempre una sfida intrigante, perché questo racconta la storia soprattutto delle squadre sarde, però insomma ripartire da 3 che la categoria la conoscono bene, 3 che conoscono ancora meglio l'ambiente Monastir e il gruppo di lavoro anche dello staff tecnico, sicuramente è una marcia in più, o no? Sì, loro sono la nostra voce dentro lo spogliatoio. Io aggiungerei altre figure, perché negli equilibri poi di un gruppo bisogna riconoscere che poi i trascinatori, in questo caso sì, è una presentazione social, però aggiungerei altre figure, ma proprio perché è giusto anche che vengano responsabilizzati. Aggiungerei Fabio Porru, Mario Corcione, sono ragazzi che la scorsa stagione, Fabio è il terzo anno, Mario è arrivato la scorsa stagione, sono ragazzi che con l'atteggiamento, con la voglia di stare nel gruppo, la voglia di stare in campo, di trasmettere messaggi positivi insieme a Inna, Masia, Loia, ci metterei Cortinovi, sono tutti ragazzi che ad oggi abbiamo la fortuna che hanno la stessa mentalità, lo stesso modo di pensare, vanno tutti nella stessa direzione. E questo per noi è un grande vantaggio, perché comunque sia ci consente di lavorare di trasmettere un messaggio che poi va di pari passo con quello che è l'atteggiamento dei ragazzi. Assolutamente. Eugenio Fusco è molto più alto di come sembra in questa foto, cioè lo dico... Qua in ginocchio. In ginocchio, esatto, per poter stare nella foto. Invece ti chiedo un po' anche dei nuovi acquisti, soprattutto dei ragazzi, dei giovani, Marcia, perché l'anno scorso, adesso non voglio fare torti a nessuno, penso Piro, lo stesso Manuel Conti, tanti giovani cosiddetti under, che poi alla fine under lo sono solo anagraficamente, perché poi in campo giocano esattamente quanto, come e lo stesso livello degli over. Avete cambiato un po' qualcosa? Presentaceli un po'. Sì, vi ho confermato il blocco dei 2006, che per me già dall'altro anno, ma proprio per la maturità che esprimono nelle situazioni di gioco e anche nella gestione settimanale, non sono considerati under, tant'è vero che più di una volta sono andati anche tutti e 3 contemporaneamente in campo, e sono Ardau, Piseddu e Manuel Conti. Abbiamo aggiunto quest'anno 2 ragazzi 2007, confermato Tuveri 2007, abbiamo aggiunto Mameli e Gianoli, che abbiamo seguito nello scorso campionato con la Tarros. Con Gianoli c'era stato già un approccio l'anno precedente, ma avevo pensato che probabilmente avesse bisogno di un altro anno in quella categoria per avere un campionato da protagonista e confermarsi. Lo ha fatto alla grande, perché ha fatto numeri importanti, ha fatto 24 gol in promozione, e adesso si approccia a questa categoria facendo un doppio salto, e già dalle prime battute ha dimostrato di essere un ragazzo che ha valore, oltre l'aspetto tecnico, ma proprio nell'approccio al lavoro. Stessa cosa vale per Mameli. Poi abbiamo inserito ad affiancare, oltre Fusco, anche Oscar Cocco, il nostro ragazzo del 2008, il portiere. Abbiamo inserito Federico Conti, che viene dall'Under 17 del Cagliari, ha avuto un problema fisico un po' particolare, lo stiamo reinserendo in gruppo, ma sta dando risposte molto positive. Insieme a lui anche Ragni e Carboni, che vedo qua nell'immagine, che per Carboni è un ritorno, perché faceva già parte della nostra Under 17, si allenò già in prima squadra qualche anno fa, e Ragni, Michele, che è un ragazzo che viene dall'Under 18 del Cagliari, e può usare questa categoria per iniziare a tastare quello che è il mondo dei grandi. Per quanto riguarda invece chi è uscito, come hai detto, è uscito Piro, Piras pure nel 2006. Diciamo che il percorso di Piro deve essere quello che deve ispirare un pochino questi ragazzi.
L'unica follia che mi lascia un po' perplesso e mi fa capire quanto la Sardegna probabilmente è ancora lontano da certi mondi a livello calcistico, è il fatto che Piro, dopo una stagione con 33 presenze, 5 gol e 5 assist, senza parlare poi dei report e dei numeri, duelli vinti, duelli aerei, che è una cosa fuori dal comune per un ragazzo sotto età in questa categoria al primo anno coi grandi, non capisco come non abbia avuto una chiamata. Adesso lui fa parte del gruppo Primavera del Cagliari, che è una cosa ultra gratificante per il ragazzo perché torna alla base, ma mi aspettavo avesse qualche chiamata in Serie C, cosa che non è avvenuta e mi lascia particolarmente perplesso. Vedremo, magari arriverà a stagione in corso, speriamo, glielo auguriamo ovviamente. Marcio, prima di salutarti, chiaramente non possiamo non fare un passaggio sul girone, sulla composizione del girone girone G, con insomma, un girone tosto perché tornano squadre, penso alle campane di assoluto livello, no? Cioè Gelbison, Paganese, in qualche modo la stessa Fragolese, penso all'Unipomezia, penso alla particolarità di andare in Molise a giocare contro il Venafro, insomma è un girone molto, molto tosto, come sempre mi viene da dire, no? Perché alla fine poi il girone G, tu l'hai fatto tanti anni da giocatore e adesso anche da allenatore, è forse il girone più equilibrato dell'intera quarta serie. Sì, è un girone dove può succedere tutto, poi soprattutto ad oggi col mercato sempre attivo, sempre aperto, ancora di più si accentua questa componente. Sì, è un girone molto difficile, ma non può sembrare una frase fatta, perché poi si dice sempre ogni anno girone difficile, oppure chi ha giocato quello precedente dice era più difficile l'altro anno. Io penso che quest'anno ci sono almeno 5-6 squadre importanti, strutturate per fare un campionato di vertice, e soprattutto non ci sono squadre che ad oggi vedo tra virgolette materasso, sono squadre che comunque sia danno la sensazione di avere rose vuote. Vedo squadre che sono organizzate, società forti, e quindi sarà un girone particolarmente tosto. Come vedi le sarde? Le sarde io le vedo bene perché ognuna ha il suo percorso, diciamo il Latte Dolce ha un percorso ben definito, un percorso di ricerca, di studio, di crescita dei giovani, e quindi è costantemente stimolata da questo aspetto, e in più ha uno staff che punta sulla qualità del lavoro e continuerà su quella falsariga. Il Budoni, c'è un cambio mister che comunque sia può portare nuovo entusiasmo, per quanto Cerbone abbia fatto benissimo nelle ultime 2 stagioni, più tutto l'altro percorso, ma Bonomi ha dimostrato con la Nuorese in questa stagione che riesce a far esprimere grande qualità alla sua squadra. In più stanno facendo interventi importanti a livello di rosa. La COS, come ogni anno, se guardiamo la rosa, io la vedo una delle squadre più importanti del girone, e anche quest'anno ugualmente, perché comunque sia una rosa ricca, è una rosa ampia, e soprattutto è una realtà che ormai nella categoria ci passeggia, ormai la categoria la conosce bene, che è un aspetto che conta tantissimo. E poi c'è l'Ossese vive dell'entusiasmo della promozione, primo anno storico in Serie D, società che ha entusiasmo, che ha ambizione, è una società solida, in più ha fatto un mercato importante ed è sostenuta da una guida tecnica importante, quindi le vedo bene, ognuna con le sue peculiarità. Hai parlato del COS, doppia sfida tra Coppa Italia e campionato, tra l'altro con la novità Barisardo, no? Perché la prima volta dopo 5 anni a Tertenia, insomma, il COS cambia sede, lo abbiamo anche raccontato nei giorni scorsi. Che partite ti aspetti?
Ma partite difficili perché comunque sia, come dicevo, una squadra forte, ha un'ampiezza all'interno della rosa, una profondità di rosa che probabilmente nessun'altra nel girone può permettersi. Forse vedendo così un po' di squadre, perché stavo dando un'occhiata, forse la Sarnese riesce ad avere questa profondità a livello di rosa, e in più una squadra che conosce la categoria, quindi sa quali sono, come si scandiscono i tempi in questo girone, in questa categoria. Quindi partita complicata, difficile, ma come saranno tutte, da approcciare con la massima concentrazione, cercando di portare il nostro entusiasmo. Ultima domanda, Dulcis in fondo, Luca Di Leonardo per Marcello Angheleddu, cosa gli chiediamo? Io chiedo a Marcello quali sono le aspettative in questa stagione rispetto allo scorso anno, dove si è andate magari anche ben oltre le aspettative, però quest'anno si spera in una conferma totale? Si spera intanto, se parliamo di obiettivo di classifica, che è una cosa che onestamente non mi piace, si spera nella mantenere la categoria. Si spera però di usare questa categoria per dare valore a tanti ragazzi che hanno sposato il nostro progetto, che hanno potenziale, e quella per noi staff e anche società potrebbe essere una grande conquista. Penso che ripetere quello che si è fatto va resettato, perché ripetere quello che si è fatto va a essere una cosa particolarmente difficile, anche perché si entra in un altro girone del tutto nuovo, e noi siamo nuovi. Sentiamo. Si può pensare, ok, scusate, sono sparito. Si può pensare semplicemente adesso alla parte pratica, che in questo momento è la salvezza, e poi lavorare sul campo, far crescere i ragazzi. Questo è il nostro obiettivo. La difficoltà in questa categoria, soprattutto per le squadre sarde, non è ambire a salire o a stare, è ambire a essere stabili. La stabilità può essere anche stare 10 anni nella stessa categoria, non per forza andare in una categoria superiore per poi trovarsi magari a non poterla sostenere. Perfetto. Molto bene. Marcello, grazie Mille, Marcello. Ovviamente di essere stato con noi, a voi. grazie anche al Monastir, a cui auguriamo ovviamente un in bocca al lupo per l'inizio della nuova stagione. Poi Marcello, ovviamente ci vedremo tra campo, ci saranno altre occasioni di sentirci, vi verremo a trovare, quindi non è una minaccia, è una promessa semplicemente, quindi come sempre per raccontare poi da vicino anche la bontà del vostro lavoro. Quindi grazie davvero a Marcello Angheleddu, allenatore del Monastir, a presto, un abbraccio. Grazie, buon lavoro, grazie. Grazie altrettanto. Marcello. Eccoci qua. Ecco, allora, adesso vediamo se riusciamo anche a sentire Simone. Vediamo Così, un po'. cioè noi entriamo, non è che diciamo, allora finito il primo, archiviamo il Aspetta, discorso, no, perché c'era subito, vediamo se sentiamo Simone. C'era un problema di audio, e volevo capire appunto se vediamo Simone... se lo sentiamo, dai. Simo, ci senti? Io ci sono, sì, ciao. Non avevamo dubbi, Simo, ma Luca c'ha quella che a Cagliari si chiama, capito? Non lo dico perché siamo in fascia protetta. Ci stavamo sentendo via messaggio, comunque lo presentiamo. Simone Lorini, direttore di Parma Live. Oggi, Simo, parliamo ovviamente della sfida di sabato. Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Insomma, anche a Parma ci sono stati un po' di movimenti di mercato. Come ha preso la piazza la cessione di Suzuki, Pellegrino e Circati, che ormai è ufficiale anche lui, insomma 3 pedine fondamentali del primo Parma di questa? Ben ritrovati intanto. Allora, quella di Circati è stata sicuramente una cessione inaspettata, anche perché era stato titolare per 90 minuti nell'ultima gara di Coppa Italia, nella prima gara ufficiale dell'anno, però quello del Benfica è stato davvero un blitz delle ultime ore, degli ultimi 2 giorni, a differenza nostra. All'estero fanno delle trattative estremamente rapide, quindi in un giorno e mezzo si sono portati a casa
il giocatore, beati loro. Per quanto riguarda questa cessione, sicuramente è stata quella un pochino più sofferta perché più inaspettata, mentre su Suzuki si sapeva già praticamente da gennaio scorso che sarebbe andato via, tant'è che il Parma si era già mosso con ampissimo anticipo andando a prendere il giovane Daffara dalla Juve l'anno scorso all'Avellino, e più o meno lo stesso discorso si può fare per Pellegrino, i cui rumor di mercato erano già molto forti ad inizio sessione, quindi addirittura a giugno, quando la sessione non era nemmeno aperta. Alla fine siamo arrivati ad agosto, è andato alla Fiorentina, e in bocca al lupo a lui, ma anche qui il Parma si era mosso con grande anticipo, andando a pescare un altro argentino nel campionato appunto della Argentina, Romero. Ancora chiaramente difficilmente lo vedremo in campo nella gara di sabato, però insomma sarebbe lui in teoria l'erede di Pellegrino, e adesso c'è da pescare il sostituto ricercati, che come dicevo prima è stata un'operazione blitz, quindi bisognerà attendere penso qualche giorno per arrivare al sostituto, anche se si parla con grande insistenza di Diego Carlos, che forse ricorderete l'anno scorso con la maglia del Como. Assolutamente. E la piazza come ha reagito? Cioè era tutto nell'ordinaria amministrazione fare questo tipo di cessioni? Come ti dicevo prima, sì, le prime due sicuramente non hanno destato grande sorpresa, poi comunque la politica del Parma, specie dall'arrivo di Cherubini, è molto chiara. Vendere i giocatori che si mettono più in luce, almeno un paio a sessione, e quest'anno sono stati 3, l'anno scorso sono stati, se non sbaglio, dei big sono stati addirittura 4, però insomma tutto nell'ordine delle cose. Poi è stato bravissimo Mister Questa a comporre una squadra che ha saputo fare molto meglio di quella precedente nonostante le cessioni, e chiaramente la speranza che faccia altrettanto quest'anno, anche se chiaramente senza un giocatore come Pellegrino, che è un vero catalizzatore del gioco di Questa, nonché finalizzatore, sarà sicuramente più difficile. C'è una novità tattica quest'anno nel Parma di Questa, ovvero il passaggio alla difesa 4, quindi rispetto allo scorso anno magari dare un po' più di solidità difensiva, ma anche un attacco con tanti giocatori nuovi, tra cui il Bilal Touré. Ci presenti un po' il nuovo Parma di Questa, cosa ci dobbiamo aspettare rispetto alla scorsa stagione nella sfida di sabato contro il Cagliari? Allora, nella sfida di sabato non credo che si debba aspettare grandi novità rispetto all'anno scorso, nel senso che il Parma è una squadra in costruzione, sicuramente ancora molto molto lontana da quello che è l'idea della società, del patron e dell'allenatore stesso, che vorrebbero comunque un gioco più propositivo rispetto all'anno scorso, quando il Parma, lo sapete meglio di me, insomma, era una squadra molto molto difensiva, votata soprattutto al contropiede, e che si è basata tantissimo sui guizzi individuali, magari i calci piazzati o magari i colpi di testa di Pellegrino, per poi difendere il vantaggio minimo. Quest'anno diciamo che l'indirizzo è leggermente diverso, la solidità difensiva dell'anno scorso probabilmente verrà leggermente intaccata in favore di un gioco un pochino più arioso, un pochino più corale, e si spera un pochino più offensivo. Però sono comunque discorsi tutti futuribili. In questo momento il Parma è una squadra work in progress, quindi sì, è vero, ha lavorato tantissimo su questa difesa a 4 nel precampionato, non abbiamo mai visto la difesa a 3, che era stato un pochino il marchio di fabbrica dell'anno scorso, però insomma ripeto, ancora siamo molto lontani dagli obiettivi, e anche la stessa squadra in questo momento è incompleta. Invece sul discorso dell'attacco, hai parlato di Romero, è arrivato anche il Bilal Touré. Sì. C'è questo nuovo giocatore Lontani, preso dal Milan 2008, che ha fatto la doppietta in Coppa Italia. Pensi che ci siano possibilità per vederlo in campo contro il Cagliari sabato? Ci sono tutte le possibilità del mondo, anzi mi sbilancio, sarà ovviamente un titolare, anche perché dopo una doppietta di quel livello, e comunque essendo stato il giocatore del Parma che ha concluso di più in porta, non vedo perché dovrebbe andare in panchina. Lontani sarà sicuramente titolare sabato sera, come a meno di infortuni lo sarà Touré, e il dubbio rimane per l'ultimo giocatore nella gara di Coppa Italia. Questa appunto parlavo di prima di un Parma ancora che sta in grande costruzione, ha addirittura messo un terzino a fare la destra, sì, per cercare l'equilibrio, Bricchi,
Non so se sinceramente sarà la stessa scelta di sabato, però difficilmente vedremo un tridente puro con 3 attaccanti, perché in questo momento gli equilibri sono la cosa fondamentale che sta cercando Cuesta e sta cercando il Parma. Perfetto. Fra? Meno male. Meno male, no, perché pensavo avessimo monopolizzato Simone, che conosco anch'io, giusto per Anzi, dire, probabilmente no? da prima di me lo conosci, Molto quindi. probabilmente. No, sì, ma al di là delle battute, che percezione c'è del Cagliari a Parma? Che percezione c'è? C'è che è una delle partite più temute dell'anno, perché non devo raccontarvi io gli ultimi precedenti, no? Sono sempre partite andate malissimo al Parma. L'anno scorso, tra l'altro, mi ricordo una bella papera di Suzuki nella gara d'andata. Quest'anno questa eventualità non c'è, perché Suzuki non c'è più, però chiaramente l'eventualità di errori individuali è sempre dietro l'angolo, specie con i carichi estivi che si fanno sentire. Personalmente è la partita che veramente odio di più nel campionato, chiaramente parlando delle pari grado, delle pari livello, perché poi ci sono le big, quelle diciamo ci metto Roma in cima a tutto, perché è una partita per il Parma sempre proibitiva, anzi spesso e volentieri prende goleade, e poi c'è il Cagliari da quel gol di Cerri di qualche anno fa. Per me è sempre una gara veramente ostica e che faccio fatica, e che temo sempre, che faccio sempre fatica a digerire. Sì, anche perché poi negli anni c'è stata questa sorta di diatriba di mercato, no? Sì, Cioè obiettivi di mercato comuni, anche se quest'anno sembra un po' che siano cambiate le cose, perché su Romero, l'attaccante argentino, che verosimilmente prenderà il posto di Pellegrino, di cui si parlava prima, c'era anche il Cagliari. Beh, però c'è stato il caso di Fazzini. Sì, Fazzini, certo, è vero, sicuramente Fazzini ancora una volta conferma quella che è la diatriba, ma non so se poi sarà stata una questione di karma, perché poi il Cagliari ha vissuto la stessa situazione, però dall'altra parte con il Sassuolo, perché a quanto pare il Sassuolo sta prendendo tutti i giocatori che erano stati seguiti dal Cagliari, penso a Bowie, penso ad Azic, adesso in questi giorni anche Belgali, per cui insomma sull'asse Sardegna via Emilia, insomma evidentemente è l'asse degli scherzi. No, Simo, ti chiedo ancora 2 battute su questa, perché appunto ce l'abbiamo qua in foto. L'anno scorso, così come Pisacane, era stata una delle sorprese o comunque delle novità della Serie A, allenatore giovane, alla prima esperienza da allenatore in prima, di fatto, con gli adulti, più giovane di alcuni suoi calciatori, anche questo è sempre particolare. Noi abbiamo raccontato quella che è stato il primo anno di Pisacane e quella che è stata anche l'estate di Pisacane, quindi con quelle che sono le aspettative su questa seconda stagione. Abbiamo detto l'anno scorso gli si è perdonato tanto, perché comunque era il primo anno, e quindi anche in un'ottica di dare fiducia ai giovani, sia come giocatori sia come allenatori, secondo me su certi errori era giusto anche cercare di comprenderli e andare oltre. Quest'anno però chiaramente il secondo anno, quindi sicuramente ci sono molte più aspettative su di lui. È una situazione che si può traslare anche a Parma per quanto riguarda Carlos Cuesta, oppure resta in qualche modo ancora, no, la sensazione che sia un allenatore ancora da work in progress, insomma? Ma sai, essendo un allenatore di 30 anni, è ovvio che non può avere la conoscenza o l'esperienza di un che ne so, di un Allegri, di uno Spalletti, che se non sbaglio è l'allenatore più anziano della Serie A, però Carlos Cuesta è un predestinato. Io non ho nessuna paura a dirlo, nel senso che è un allenatore, oltre che bravo, con un'ambizione e un'etica del lavoro infinite. Cioè lui veramente è un fissato, proprio il classico fissato, che sta dalla mattina alla sera a pensare ai metodi di allenamento, alla psicologia, a come migliorare questa, a come migliorare quell'altro. Quindi non ho nessun dubbio che troverà diciamo, le contromisure giuste o gli adattamenti giusti per far rendere anche questa versione di Parma, che sarà molto diversa da quella dell'anno scorso, forzatamente, visti i tanti AD. Non abbiamo citato per esempio Strefezza, che era stato un giocatore fondamentale nella seconda parte di stagione. Quest'anno non ci sarà, ci saranno giocatori completamente diversi, ancora una volta molto giovani,
e quindi toccherà a lui essere, diciamo, un pochino il leader della squadra, il punto a cui tutti si riferiscono, ma è normale che sia così e secondo me non ci sono dubbi che ci riuscirà. Poi i risultati dipendono anche da che tipo di squadra è a disposizione, ma anche qui mi sembra che la società non abbia nessun problema a investire, a mettere a disposizione di questa i giocatori di cui avrà bisogno. Come dicevo prima, mancano ancora due tasselli importanti alla squadra. Diciamo che da questi dipenderanno forse anche le ambizioni del Parma in questa stagione. Ho detto uno fissato, ho pensato a te, cioè così uno che studia sempre, Luca Di Leonardo è il nostro secchione. Vai, fagli le ultime domande, liberiamolo. No, ma io volevo capire su due giocatori che forse, poi magari sbaglio Questa è una formazione fantacalcistica, lo so già che glielo stai chiedendo per quello, cioè il Cagliari non c'entra niente, glielo stai chiedendo per il fantacalcio. Smentiscimi? Ti smentisco. Vediamo, dai. Sentiamo, perché sono due giocatori che magari ci aspettavo un po' di più, ovvero Valeri da una parte, un esterno sinistro che forse poteva essere un po' più performante anche a livello di assist, mi viene a pensare, visto che comunque è un giocatore che negli anni faceva diversi assist, e poi su Bernabé, un giocatore che ogni anno si dice quest'anno può fare quello step di crescita. Sei falso. Io l'anno scorso... Sei falso. No. Lo stai facendo solo per il fantacalcio. Cioè, ma non è vero. Sì, invece è vero. Ricordiamo, stasera alle 15? Alle 15 c'è la diretta del Fantacalcio. Lo sta dicendo per quello, io ve lo dico che è per quello. Sì, ma abbi pazienza, perdonalo, ti sta sfruttando per meri motivi fantacalcistici. Lo sto già stressando da un po'. Non hai voluto. Vabbè. Dicevo, Simo, da Valeri, da Bernabé ci si aspetta qualcosa in più o forse sono troppo alte le aspettative? Allora, per quanto riguarda Valeri, sicuramente l'anno scorso è stato uno dei suoi peggiori nell'ambito della sua esperienza al Parma, se non sbaglio solo 2 assist. C'era un momento in cui, rientrato dall'infortunio, che peraltro lo ha tenuto fuori abbastanza a lungo, sembrava abbastanza smarrito, no? Forse il discorso fisico lo ha un attimino destabilizzato. Mi auguro che quest'anno, con tutta la preparazione sulle spalle e comunque una forma fisica meno di infortuni, che dovrebbe essere quella corretta, torni a essere decisivo, ma l'anno scorso giocava con una difesa a 3, quindi non aveva sostanzialmente compiti difensivi, ovviamente ce li aveva, ma meno di quelli che saranno quelli di quest'anno. E quindi è un interrogativo, perché Valeri è un ottimo assist man, un giocatore a cui piace avanzare, allo stesso tempo però non è un giocatore che difende benissimo, e basti vedere gli highlights dell'amichevole contro la Sampdoria, in cui il gol di Lauritzen è colpa sua sostanzialmente, perché era in marcatura sul goleador della Sampdoria. Per quanto riguarda Bernabé, il discorso è ancora più complesso, perché lui è in scadenza di contratto con il Parma, non ha, diciamo, grande feeling con l'allenatore, curiosamente, perché sono entrambi spagnoli. Diciamo che entrambi amano il gioco del calcio palla a terra, però non so, a livello caratteriale c'è qualcosa che non torna, quindi da questo punto di vista si è un po' raffreddato il discorso del rinnovo contrattuale, e io non mi sorprenderei sinceramente se ci fosse addirittura la possibilità di una partenza, che non mi auguro, nelle ultime ore del mercato estivo, proprio per questo discorso contrattuale. Diciamo, facciamo finta che il mercato sia finito, Bernabé rimane un perno tecnico fondamentale per il Parma, che non ha tantissimi giocatori da palleggio. Bernabé è uno di questi, Nico Lussi-Caviglia è un altro, ma lui è infortunato e ne avrà per diverse settimane, quindi diventa un giocatore fondamentale, ecco, per gli equilibri della squadra, che non ha sostituti. Quindi io mi aspetto tantissimo da lui, anche perché quest'anno dovrebbe giocare anche qualche metro più avanti. Ok. Allora, in chiusura ti chiediamo un possibile 11, Simo, per la sfida di sabato contro il Cagliari. Allora, Corvi in porta, Del Prato e Valeri sulle corsie della difesa a 4, al centro io penso giochi Ndiaye al fianco di Troilo, perché come dicevo Circati è stato ceduto. Keita secondo me dovrebbe riprendersi il posto da titolare, Ordóñez che è sempre stato titolare in tutte le amichevoli, Bernabé, quindi 4-3-3 con il vertice alto Bernabé,
Touré centravanti, Lontani a sinistra e a destra non è facile, potrebbe esserci di nuovo Bricchi, potrebbe esserci Anquist, potrebbe persino esserci Diallo. Diciamo che in questo momento l'unico che mi sento di escludere per ragioni proprio di equilibrio è Frigan, perché non credo che il Parma e questa in generale in questo momento voglia pensare a un Parma con due punte vere in campo, nel senso due che non tornano, perché l'equilibrio difensivo è sempre stata una priorità del tecnico spagnolo. Perfetto. Simo, grazie davvero. Grazie Simo. Grazie a voi, alla prossima. E ci sentiamo presto, ok? Certo. Grazie mille Simo, buon lavoro. Ciao. E ringraziamo tanto Simone Lorini, direttore di Parma Live, insomma ci ha dato un focus, non era una domanda per il fantacalcio, era una domanda per sabato per capire le condizioni di Valeria Bernabé nella sfida contro il Cagliari. Ricordati questi due nomi. A me non mi prendi in giro, quindi te lo sto già dicendo. No, ti conosco perché stasera stavi cercando il gancio per stasera, per lanciare la trasmissione, vedi Rossana subito dice preparati per questo pomeriggio, però a noi non ci freghi, noi che ti conosciamo, forse puoi fregare Simone che ti sente 3 volte all'anno, 4 volte all'anno, ma a noi che quotidianamente ti viviamo, capito? Non ci freghi così, scusami. Poi Simo lo sa perché gli ho mandato un paio di messaggi per capire un po'. Figurari. Vabbè, in qualche maniera bisogna fare. Dietro abbiamo ancora questa. No, ma lo togliamo. Possiamo anche dire, perché ieri ho sentito l'intervista di questa a Sky. Sì. Prima di iniziare l'intervista ha voluto chiaramente fare un grosso in bocca al lupo per 3P. Anche in queste cose, a me è un allenatore che piace tanto, molto umile. È vero, uno che studia tanto, magari nel primo anno in Serie A forse poteva fare meglio anche a livello di gioco, perché comunque i punti il Parma li ha fatti, tanti 1-0 ma i punti li ha fatti. Vorrei vederlo quest'anno perché è sicuramente un allenatore interessante e non mi stupirei che magari faccia l'ultimo anno a Parma e poi magari va in una big, con tutto il rispetto del Parma ovviamente, perché è un allenatore che mi piace tanto, stile un piccolo Fabregas, perché ha fatto lo stesso percorso dal punto di vista dell'allenatore, ovviamente molto più giovane, non ha la classe, non ha avuto anche diciamo la caratteristica di Fabregas di essere un top giocatore, però questa secondo me potrà fare meglio in un'altra squadra. Adesso vediamo come farà ovviamente quest'anno col Parma. Bello. Mi ricordo il paragone di ieri di Giuseppe Boi di bistecca e trippa, questa Fabregas, sinceramente. No. Mi ricorda, salutiamo Giuseppe sto di nuovo, parlando ovviamente. come allenatore, salutiamo tanto Giuseppe. Va bene, hai risposto all'Iriboi? Hai messo il commento prima ma non gli hai risposto. Su Twitch si risponde a tutti, ricordatela. No, ma non gli ho risposto perché dovevo mettere quella di Ross e gli avrei risposto dopo. Allora, buongiorno a tutti, avrei un paio di domande da porvi. La prima è soggettiva. Volevo sapere da voi se avreste preferito Romero a Kevin Carlos, e l'altra domanda è legata al mercato, ci sono ancora voci su Obert? Obert parte solo se lo strapagano. Di fronte a un'offerta solo irrinunciabile, se lo strapagano. Giustamente. Cioè stile Piccoli l'anno scorso, esatto. Per capirci. Se no resta qua, almeno un altro anno. E su Romero Kevin Carlos, le statistiche dicono che sia meglio Romero, però poi bisogna vederli effettivamente nel campionato italiano. Però. No, in genere, vabbè, Kevin Carlos ha fatto bene in Svizzera, ok, però un campionato diverso rispetto al campionato argentino argentino, attenzione, argentino. Lo vedo anche un po' più con un po' più di garra. Io vedo però in Kevin Carlos esteticamente, attenzione, magari diventasse come Duvan Zapata da giovane. Quindi, però bisogna vedere nel campionato italiano, ragazzi. Adesso le statistiche servono giusto per i numeri, per dare magari, per presentare un giocatore, ma poi effettivamente è il campo che parla. Il campionato italiano non è per niente semplice. L'augurio è che magari ci sia una bella sfida a chi segna di più, non a chi segna meno, perché vuol dire che magari un Kevin Carlos magari fa anche meglio di un nome che posso dirlo, che da un po' che non lo faccio e un po' mi manca, posso dirlo, magari farà meglio di Kilixoy. Denunciato per questo, per aver detto questa fesseria. No, secondo me il problema è molto più semplice, cioè
sono 2 giocatori, scommessa. Che se ne dica, qualunque sia il valore economico e di mercato dato in questo momento ai 2 giocatori, sono 2 giocatori che non hanno mai giocato in Italia, non hanno mai giocato in un campionato complesso, soprattutto a livello tattico come quello italiano, e non parliamo di 2 giocatori che hanno fatto sfracelli sempre in carriera, ma hanno avuto un percorso particolare entrambi, così come lo era Pellegrino, intendiamoci, cioè quando è arrivato dal Velez, e fanno parte entrambi, secondo me, di quella generazione di attaccanti di oggi, cioè il campionato italiano che non può più permettersi di prendere i grandi attaccanti che ci sono sul mercato, e quindi deve andare a cercare i giocatori appunto da campionati di secondo piano, di secondo livello, sperando di azzeccare la scommessa. Io sinceramente tutto questo hype positivo che ha Romero, non lo so, cioè, perché poi dai video di YouTube chiunque sembra un fenomeno, sì, e poi bisogna vederlo alla prova del campo. Così come Kevin Carlos è stato bollato come un bidone assurdo, non so su che base, cioè soltanto perché quest'anno a Nizza ha fatto male, cioè lo scorso anno ha fatto male, ma magari semplicemente non era il progetto tattico giusto per lui. Magari in un Cagliari che punta alle ripartenze veloci, ai contropiedi e a cercare di fare male all'avversario in questo modo, magari è più utile, magari ci sta più di altri giocatori che magari il Cagliari può anche aver trattato in quest'estate. Non lo so, io non boccio nessuno così, a prescindere, senza vederlo prima. Per cui vediamo. Sicuramente se il Cagliari fosse arrivato Romero, io non penso che a prescindere in partenza il Cagliari sarebbe stato più forte rispetto a un Cagliari adesso con Kevin Carlos, quindi io li metto sullo stesso piano. Cioè, diverso se tu mi dici ti porto Ken, ti porto Pinamonti, ti porto Piccoli, ti porto anche Dallinga, ti porto giocatori che comunque hanno già fatto la Serie A, conoscono bene la Serie A, magari devono ancora esplodere, allora ti dico, ma magari sì, quello era più forte di... Ma in questo caso parliamo di 2 giocatori che arrivano dall'estero. Cioè. Ci sono tante scommesse in Serie A quest'anno, tra le non oramai la Serie A è diventata un campionato di scommesse a tutti i livelli. Oppure i giocatori che devono recuperare. Mi viene a fare Colomoni, Ramos, sì. che comunque qua in teoria sarebbero i top dell'Inter. Esatto. Sono tutti i giocatori che devono comunque recuperare, che la Serie A è magari il giusto campionato in teoria, perché su certe cose, soprattutto a livello tattico, il giocatore forte non viene in Serie A. Sì. Questo è, a meno che non abbia un interesse particolare, ma di base il giocatore forte, cioè che nel picco della sua carriera non viene in Serie A. Secondo me. Quindi l'ultimo anno di Nico Paz in Serie A? Nico Paz però è una condizione particolare, perché Nico Paz è arrivato in Serie A, che era una scommessa anche in questo caso, giovane fortissimo. Il Como rappresenta un livello diverso, perché occhio al Como in Champions quest'anno. Il Como ha preso giocatori per mantenere il livello alto sia in Serie A che in Europa. Non penso che andranno a farsi prendere a pappine in Champions. Hanno preso Cialoba, che comunque secondo me è un difensore centrale di esperienza. Stanno prendendo il centravanti, e occhio a chi prendono. Chissà che non arrivi veramente a Ken al Como. Hanno comunque Baturina, che è un altro se adesso prendono un Ricci, comunque è un giocatore... Un'alternativa, sì, assolutamente. Cioè, hanno già da se lo prendono non penso che sia un'alternativa. Però chi esce? Perché devi giocare in Serie A e anche in Champions. Certo. Quindi comunque si cambiano. Devi ruotare. Hanno anche Emilia, l'altro giocatore che hanno preso a centrocampo. Insomma, è una bella squadra. Insomma, anche Como, secondo me... Poi in ogni caso Nico Paz, se tutto va come deve andare... Poi l'hanno anche pagato. Questo è l'ultimo anno che fa in Italia, perché che se lo riprenderà al Madrid o che lo vendano ad altri, io non credo che l'anno prossimo resterà ancora in Serie A. Quindi
Quindi vi sta dicendo praticamente Francesco, prendetelo quest'anno al Fantacalcio che probabilmente Io non l'ho l'ultimo preso. anno. Non l'hai preso? Ho preso Baturina. Vedi? Sì. Comunque ho visto che tra Baturina e Paz, Baturina costa un po' meno e la rendita è più o meno simile. No, perché magari Paz lo fa giocare di più in Champions. Boh, io ho fatto questo ragionamento. Ah, tu dici un'alternativa dell'altro? No, che magari Momento Paz Como. siccome è anche un po' più, non lo so, poi è rientrato tardi, è rientrato l'altro giorno, mi pare, dalle vacanze del mondiale e tutto, quindi... Ci sono un po' di domande, le leggiamo prima di chiudere. Vai. Allora, Giulio dice meglio scommettere su Carlos. E poi, allora, Lorenzo prima dice buongiorno, la primavera come la vedete quest'anno? Non l'abbiamo vista, abbiamo visto giusto l'amichevole, almeno contro il Cagliari in quella primissima amichevole. Iniziano domenica anche i ragazzi di Gallego. Io spero e penso che sarà una stagione meno sofferta, esatto, meno sofferta, con meno sofferenza rispetto all'anno scorso, e poi vediamo perché insomma è un campionato sempre particolare la Primavera 1. Il Primavera 1. E sempre Liril dice grazie alla risposta, la penso più come Luca, concludo, visto che l'ha citato su Kilixoi, per me un po' come diceva Max Pezzali, avremo un po' il rimpianto di lui che ci bussa questa stagione. Aveva e ha tuttora un enorme potenziale, mi dispiace che non sia stato sbocciato il feeling con l'allenatore. Ma non è assolutamente questione di feeling con Kilixoi, il Besiktas ha preso 3 attaccanti titolari, Vlahovic, Trossard e l'altro chi è? Non mi viene, però mi basta già Vlahovic. 3 attaccanti titolari, quindi poi bisogna anche capire anche lì, cioè se non lo so. Aspetta. Nico Gonzalez forse lo vogliono prendere, ma c'era un altro. No, Nico Gonzalez non l'hanno ancora preso, anche perché è in trattativa anche per un ritorno alla Fiorentina. Il Tridente dei Sogni italiani? No, non l'hanno ancora preso. Non ancora preso, però in ogni caso non gioca a sinistra, ecco. Nel caso. E Marco dice, una domanda off topic, la terza maglia è stata presentata, se non sbaglio non è quella azzurra. Non è ancora stata presentata la terza maglia, quindi non sappiamo ancora. E poi ci chiede Gamma Nikifai, nuove di mercato? Luca Di Leonardo al Pozzo Maggiore, a titolo definitivo. Vabbè, ci sta, dai. Sei pronto? Sì, rimango in Sardegna, quindi a posto. Ti mandiamo da Giancarlo e Maria Paola, che salutiamo, esatto, insomma, tutta la cricca tantissimo. di Pozzo Maggiore. Quindi, non ci sono novità di un certo tipo, perché oggi di fatto poi inizia, secondo me, tra oggi e domani inizia il rush finale, ma soprattutto dopo la parità di Parma. Perché gli ultimi giorni di mercato sappiamo che sono sempre delicati, può succedere di tutto. Il Cagliari deve trovare assolutamente una squadra a cui dare Sebastiano Esposito. Al momento non c'è la fila fuori dalla sede del Cagliari, e questo è un grande problema, perché chiaramente, lo diciamo anche ieri con Giuseppe Boi, cioè il giocatore oramai difficilmente può tornare qua, perché c'è una piazza unita contro di lui, quello che è successo per quello che è successo, e quindi sarebbe veramente qualcosa di molto complicato e complesso. E per il resto bisognerà anche capire effettivamente se nei prossimi giorni ci saranno indicazioni sul discorso 3P, perché è chiaro che se il giocatore, come noi tutti gli auguriamo, torna a disposizione a piena disposizione in 2 mesi, faccio un esempio, è un conto. Se ti dicono devi aspettare 6 mesi, allora sei costretto di fatto a prendere almeno un altro giocatore, quindi già devi sostituire Esposito, seppure 3P diventano 2 giocatori. Se poi vuoi prendere anche un altro attaccante, perché magari devi dare via in prestito Kingston. Quindi insomma, secondo me sarà soprattutto la prossima settimana dopo Parma quella veramente decisiva, in cui, perché il Cagliari ha ancora tanti giocatori, tantissimi. Ancora tanti giocatori in rosa, quindi soprattutto in uscita, ma deve fare ancora alcuni ingressi. Penso al difensore centrale di backup a sinistra. Insomma,
credo che per Accardi saranno giorni molto caldi e non soltanto dal punto di vista meteorologico. Ma in generale adesso qualcosa si sta muovendo, quindi ci sarà anche il cosiddetto effetto domino, ovvero una volta che qualche squadra cambia, magari ci sono dei giocatori in esubero in altre squadre che potrebbero essere delle occasioni magari anche per il Cagliari. E il discorso di Esposito bisognerà capire, perché è ovvio che da una parte il Cagliari vorrebbe assolutamente venderlo a titolo definitivo. In generale, sai, anche metterti comunque un Sebastiano Esposito in squadra, in rosa, devi anche capire, al di là del valore tecnico, c'è anche il valore caratteriale. Quindi non è Comunque, una cosa... tu non sei un trascurare. esubero, ma sei esuberante, perché ti ritroveremo alle 15. Sì, alle 15. Alle 15. Tra un paio d'ore, tra 4 ore. Esatto, a Fanta 131 live. Parte anche la Lega, quindi iscrivetevi, siamo 256. Eravamo, vediamo adesso in real time. Vediamo se abbiamo... Vediamo. Sì, abbiamo altre due, quindi 258? 258, sì. Molto L'ideale bene. sarebbe arrivare entro l'inizio del campionato a 300 almeno, ragazzi. Va Su, bene, va su. bene. Va bene, allora ragazzi, noi chiudiamo con la puntata di oggi. Buongiorno 131 torna lunedì 24 agosto Sì. alle 10, come sempre qui dagli studi di UTG. Cosa volevo dire? Beh, oggi c'è Fanta 131, domani ci sarà la Domani vigilia. c'è la vigilia, Sabato esatto. sarei a pre Parma. e post partita, io sarò inviato a Parma. Le ultime due le ho fatte io, sì, giusto? Sì. Ma l'anno scorso Vittoria e sicuramente, pareggio. 2 anni fa non Vittoria e si pareggio. vede. Vediamo come inizia anche la stagione anche delle trasferte. L'Iriboi chiede fino a quando ci si può iscrivere. Sino al 10 di settembre. Quindi Però fai l'iscrizione un attimo, tanto il mercato, ecco, vi dico, abbiamo cambiato un po' rispetto alla scorsa stagione. L'anno scorso stoppavamo il mercato, ne iniziavamo uno nuovo. Quest'anno abbiamo deciso, visto che non c'è la classica pausa alla terza giornata, ma ci sarà dopo la quinta per 2 settimane, abbiamo deciso di tenere il mercato aperto fino al 10 settembre, quindi buttate una rosa, mettete la prima giornata e poi vedete un attimino di poterla migliorare o anche lavorare sulle plusvalenze. Insomma, lo sapete un po' come funziona. Stasera comunque avremo modo nel primo pomeriggio di spiegare ancora meglio come funziona e quali sono anche le modifiche, come fare la squadra. Analizzeremo anche le probabili formazioni, quindi e chiaramente aspetto anche le vostre domande su chi comprare, eventuali scambi, chi schierare già la prima giornata. Insomma, dalle 15 saremo ovviamente online per la prima giornata di Fanta 131. molto bene, quindi ci rivediamo qui in diretta alle 15 con Fanta 131 live, poi domani alle 19 con la vigilia di Parma-Cagliari e poi ovviamente sabato con tutta la programmazione relativa alla partita. Quindi grazie a Fabio Tidili in regia, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, anche agli ospiti, a coloro che ci seguiranno anche in replica. Appuntamento con Buongiorno 131 lunedì prossimo alle 10. Ciao! Ciao e sigla! Benvenuti in CMA, qui trasformiamo le vostre idee in soluzioni di comunicazione e marketing. Nel nostro showroom trovate gadget, abbigliamento personalizzato e soluzioni tecnologiche per ogni azienda. Mi occupo di grafica e supporto tecnico, ogni particolare conta. Gestiamo la vostra presenza sui social. Realizziamo siti web e soluzioni digitali per far crescere il vostro business. Formazione continua e momenti di condivisione tra gli imprenditori. Qui nascono le migliori idee e nuove collaborazioni. Viviamo insieme nelle nostre aree relax, spazi dinamici con palestra, biliardo e ping pong. La vostra crescita è il nostro progetto. Ciao, sono Fabio e sono il titolare della Credisar. Oggi vi presento la nostra squadra. Ciao, sono Antonella e mi occupo del caricamento e della gestione delle pratiche. Ciao, sono Marzia e mi occupo dell'accoglienza clienti e del back office. Ciao, sono Franco, mi occupo di consulenza finanziaria alle imprese e ai loro dipendenti. Credisar è un team di esperti in consulenza e di professionisti nella gestione delle pratiche per la cessione del quinto, prestiti personali, anticipo del TFS, mutui casa
e finanziamenti dedicati alle piccole e medie imprese. Siamo una realtà giovane, nata nel 2022, ma con una lunga esperienza pregressa nel settore. Ci piace descrivere Credisar come persone al servizio delle persone. Infatti per noi non sarai mai un numero di pratica, ma un amico da guidare passo dopo passo verso il miglior progetto pensato su misura per le tue esigenze. Il nostro slogan è persone, non pratiche. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.